Eccoci, pronti per la quarta puntata della nuova serie della nostra storia. Anche questa sera due gli ospiti, due le storie importanti, tante le immagini che ci riporteranno indietro per pensare anche al nostro futuro guardando il presente. Il primo ospite è Giuliano Varnier e con lui parleremo di politica, parleremo di chi erano i comunisti, chi sono invece adesso i rappresentanti del Partito Democratico e che futuro ha la sinistra in un momento di grande difficoltà. Seconda parte invece rivedremo un volto che è stato uno dei volti di Antena 3, Umberto Zane, che ci racconterà un po' della sua storia, della sua esperienza qui all'interno della televisione e perché no, anche di che cosa voleva dire il giornalismo allora. Tutto questo naturalmente dopo la sigla. Le notizie della politica. Il nuovo gruppo dirigente provinciale del Partito Comunista ha riconfermato ieri sera Giuliano Varnier segretario provinciale, accogliendo così anche la sua proposta di piano di lavoro presentata una quindicina di giorni fa. La votazione ha visto 36 favorevoli, 8 astenuti ed un contrario. Per la prima volta è stato eletto anche il presidente della Costituente, sarà l'onorevole Renato Donazzon. Ieri sera sono stati formati dei progetti di lavoro, 5 per la precisione, ad ognuno dei quali è stato assegnato un responsabile. Il direttivo ed il segretario rimarranno in carica fino a gennaio, cioè fino alla celebrazione del prossimo congresso provinciale. 3 ottobre 1990, Giuliano Varnier riconfermato, siamo nel 2023, Giuliano Varnier oggi. Benvenuto. Allora, grazie. L'abbiamo convocata perché ci racconti un po' della sinistra. Intanto, chi erano i comunisti di allora e chi era Giuliano Varnier e chi è, diciamo, qual è la sua storia politica? Beh, i comunisti di allora erano, credo, il più grande partito comunista dell'Occidente, certamente, ma erano anche il più grande partito seriamente socialdemocratico dell'Occidente, nel senso che tutti gli elementi del socialismo che la socialdemocrazia e anche i socialisti avevano un po' smarrito erano in qualche modo stati assunti dal Partito Comunista, un Partito Comunista che si distingueva e è andato sempre più a distinguersi dall'Unione Sovietica portando avanti una politica propria, una politica, diciamo così, di democrazia progressiva. Ma allora, giusto per fare un paragone rispetto adesso, più vicini a un centro tipo, non so, Renzi, faccio un esempio, o più vicini a, che ne so, a un articolo 1? Ma non sono, certamente non a Renzi, credo che la lontananza a Renzi non so nemmeno cosa sia poi alla fine. Renzi è solo Renzi e pensa solo a se stesso e ai suoi traffici. Beh, articolo 1 è una piccola scheggia anche importante che ha al suo interno una serie di personaggi che vengono dal PC, quindi si portano dietro anche un pezzetto di quella storia, però non c'entra nulla quel PC, insomma, era tutta un'altra cosa, un'altra dimensione, insomma. Ecco, raccontiamo però com'erano i partiti di allora, perché adesso vediamo dei partiti molto fluidi, dei partiti molto, diciamo, ad personam, no? Parlavamo prima di Renzi, il Partito Democratico è diventato per molto tempo, era Renzi che, diciamo così, era l'immagine del Partito Democratico. Poi adesso è venuto Letta, ma adesso c'è questo grosso travaglio per riuscire a trovare una nuova dirigenza. Mentre prima il PC era il Partito Comunista e poi c'era il segretario, il più emblematico è stato Berlinguer, però era il partito e poi veniva il segretario, o sbaglio? Beh, certamente, credo che sia una follia quello di scegliere il segretario prima di scegliere la linea politica. È quello che stanno facendo purtroppo, però comunque ormai si sono messi su quella strada e speriamo bene, insomma, nessuno vuole che ci sia una catastrofe
per quanto riguarda il Partito Democratico, che rimane un pezzetto, diciamo così, importante e della sinistra e del centrosinistra, però nulla a che vedere con quello che è stato un grande partito riformatore come è stato il Partito Comunista. Nel Partito Comunista convivevano diversità, ma diversità che avevano un lessico comune, che avevano degli obiettivi comuni. E qui mi pare che ci sia la coesistenza di linee diverse e opposte che poi si paralizzano. Stavamo vedendo delle immagini di quella che veniva chiamata a Treviso la bottega oscura, proprio trevigiana. Riviera Santa Margherita, sì, era stata la sede del Partito Comunista da metà degli anni 60 in poi. Prima la sede era in via Toffane. E quanti ricordi di questa sede? Beh, è una sede importante dove c'era una grande partecipazione di militanti. Mi avevi chiesto la differenza tra ieri e oggi. Ma io ho letto, non so se i dati siano giusti, che il Partito Democratico oggi avrebbe, spero di non sbagliare, ma l'ho letto, poco più di 50.000 iscritti. Beh, solo nel Veneto il Partito Comunista aveva 80.000 iscritti, solo nel Veneto. In provincia di Treviso ne aveva 9.000, quando la Democrazia Cristiana ne aveva 21-22.000. Erano dei partiti che erano innervati nella società. Quello che succedeva, anche se non avevi i telefonini, lo sapevi dopo 10 minuti perché ti telefonavano da una parte o dall'altra, e sostanzialmente erano dei partiti fortemente radicati con il mondo reale. Oggi questo mi pare sia smarrito, e non è che sia stato un progresso perché c'è stata la tecnologia, è un arretramento e una incapacità di collegarsi con i fatti reali, i bisogni reali della gente. Ecco, proprio per questo, allora noi ci vediamo il contributo numero 3, perché qui ci sono dei funerali che sono stati fatti a Vittorio Veneto. La persona si chiama Paolo Cesca ed è stato un volto del Partito Comunista, oltre che della CGIL e anche della Resistenza. Vediamo il servizio proprio per parlare di questo innervamento del partito, dei partiti nel territorio, qui a Vittorio Veneto. Addio Paolo, e le semplici parole scritte sullo striscione posto in cima al municipio di Vittorio Veneto hanno costituito il commosso commiato dei compagni e degli amici di Paolo Cesca, giunti questo pomeriggio da tutta la sinistra Piave, ma anche da varie località della provincia, per porgergli l'estremo saluto. È stata una manifestazione di cordoglio profondamente sentito, con una vastissima partecipazione di folla, a testimonianza della stima e dell'affetto di cui lo scomparso godeva all'interno del Partito Comunista e del sindacato. Cesca, lo ricordiamo, era infatti persona molto nota per il suo impegno e la sua militanza politica. Giovanissimo, nel contrastato periodo del dopoguerra, aveva preso parte alle lotte contrattuali e alle battaglie per la terra dei Mezzadri nel Vittoriese. Aveva lavorato come operaio e aveva conosciuto l'esperienza dell'emigrazione, divenendo poi dirigente della Feder Mezzadri. Alla fine degli anni 60 lo chiamarono poi a dirigere la Camera del Lavoro di Vittorio Veneto e nell'80 divenne segretario della CGIL della sinistra Piave. Infine nell'85 fu posto alla direzione del sindacato CGIL Trasporti, venendo anche a ricoprire la carica di consigliere comunale del PC a Vittorio Veneto. 30 anni di solida milizia che gli sono stati riconosciuti oggi con l'omaggio di un imponente corteo che ha attraversato le vie del centro di Vittorio Veneto con le rappresentanze di sezioni del partito, comitati di fabbrica, del sindacato e delle organizzazioni partigiane. L'estremo saluto in un'atmosfera di severa compostezza, da cui trapelava tuttavia molta commozione, è avvenuto al cimitero comunale, dove la cerimonia funebre con rito civile, presente anche il sindaco Concas, si è conclusa. Fa effetto vedere tutte quelle bandiere rosse, fa effetto vedere quella composizione, fa effetto vedere, non so se l'hai notato, se hai notato, che c'era anche Rina Bitz, che notoriamente non era comunista. Sì, non riconosciuto. Ecco, allora, innervamento del partito
rispetto da parte degli altri componenti di altri partiti. Com'era la politica di quel tempo vedendo queste immagini rispetto adesso? Ma era una politica completamente diversa da quella attuale, non si faceva sostanzialmente nelle televisioni, si faceva nelle piazze. Io, Paolo Cesca, credo che lui avesse qualche anno più di me, siamo stati ragazzi insieme. Mi ricordo che allora il capo della Federmezzadri, che si chiamava Cappellotto, ci portò tutti e due, allora si raccoglieva le firme nel sindacato per le mutue contadine. Cioè? No, racconta. Era, cioè, non c'erano, i contadini non erano inseriti nel sistema mutualistico, avevano una sorta di mutua, avevano una sorta di mutua per il conto loro. E praticamente le grandi associazioni raccoglievano le firme, presentavano le liste e poi si componeva la direzione. Mi ricordo che ci portava in giro a raccogliere le firme su per le colline vittoriesi, insomma, dove mi ricordo scene di estrema povertà. So che una sera entrammo in una casa, non si vedeva quasi nulla, c'era il lume a petrolio, io ero appoggiato contro il muro, sento gru, era la civetta che era su un bastone che era appena dietro di me. Ma stiamo parlando di che anni? Che anni erano? Inizio anni 60. Pensa, e questo era il Veneto, questa era la Marca degli anni 60? Sì, io ero nella FIGC, Cesca mi pare che già allora fosse alla Federmezzadri. Ecco, raccontiamo questa Marca Trevigiana, è così diversa economicamente rispetto ad adesso, perché quando trovi di queste situazioni, di queste sacche di povertà, vuol dire che veramente siamo partiti da molto in basso. Noi siamo nel passaggio tra la fine del mondo, ad esempio nella sinistra Piave erano forti i mezzadri, quelli che poi sono diventati i famosi mezzadri, però già dalla fine degli anni 50 stava nascendo la grande industria. Pensiamo per quanto riguarda Vittorio Veneto ai lanifici, ai grandi lanifici di Vittorio Veneto, Cerruti e altri. Per quanto riguarda Conegliano, la Zoppas, che poi assorbe in tutta l'area del vittoriese a tutta la sinistra Piave migliaia di lavoratori. Io credo che fossero 4-5 mila i dipendenti della Zoppas in quel periodo. E allora non c'era solo i sindacati che andavano a distribuire volantini, la CISL, la CGIL davanti alle fabbriche, ma il Partito Comunista andava più ancora che i sindacati. Eravamo quasi ogni giorno davanti alle grandi fabbriche a distribuire volantini. Difatti facemmo anche un giornale in quel tempo che si chiamava Controcatena, ciclostilato, che era il giornale che parlava appunto agli operai della Zoppas. Ma gli operai della Zoppas, che notoriamente erano quasi tutti mezzati, quindi tornavano indietro. Intanto vediamo un Giuliano Vernier di qualche anno fa, devo dire. Di qualche anno fa. Questo è il Consiglio Comunale. Esatto, questo è il Consiglio Comunale di Treviso, ma poi ne parleremo perché sono tutti servizi che intanto vedremo un po' alla volta, ma è giusto per vedere un po' di volti del tempo. Dicevo, ma questa politica, questi operai che comunque venivano dalle campagne, quindi con una forte impronta, diciamo così, democristiana, cioè c'era tanta presenza della Chiesa ancora in quegli anni. Come faceva il Partito Comunista a riuscire, diciamo così, a catturarli, a interessarli, a dargli una motivazione diversa, una visuale diversa di tipo politico? La provincia di Treviso era grosso modo divisa in due. Nella destra Piave verso la Castellana, il Montebellunese, prevalevano i piccoli contadini, i piccoli proprietari, eccetera. La sinistra Piave è fatta prevalentemente, soprattutto le aree del vittoriese, eccetera, da mezzadri. E i mezzadri si erano già abituati a combattere contro il padrone. E quindi quando arrivano in fabbrica
sono già, diciamo così, hanno già le basi per poter incontrare e il sindacato e il Partito Comunista. Ecco perché allora, ad esempio, Vittorio Veneto riesce ad avere prima un sindaco laico e non prettamente solamente democristiano uno dietro l'altro. Cioè la sinistra Piave si apre maggiormente alla sinistra allora. Intanto Vittorio Veneto, il primo sindaco di Vittorio Veneto è il commissario politico del gruppo Brigate Vittorio Veneto, Attilio Tonon, che è il mio padrino di battesimo oltretutto, è il primo sindaco di Vittorio Veneto della Liberazione. Ma Vittorio Veneto ha già una storia dove nasce un gruppo di comunisti già nel 21, quelli che aderiscono al Partito Comunista della Fondazione. Poi alcuni vennero espulsi nel 24 perché erano bordighisti, ma questa è tutta un'altra storia. Sì. Ce la facciamo un'altra puntata ancora. E tutto il vittoriese, le lotte alle fabbriche, alla Marinotti ad esempio, la SNIA di Vittorio Veneto che aveva, credo a quei tempi, 1 migliaio di operai, che poi fu chiusa, era, diciamo così, un terreno dove la sinistra aveva radici profonde. E poi anche il secondo sindaco di Vittorio Veneto, mi pare il secondo, Paul Del Mengo, è anche quello del Partito Comunista. Poi arrivano gli anni del centro-sinistra, c'è l'accordo socialisti democristiani, e allora lì c'è diciamo una certa differenziazione, che poi invece il rapporto con i socialisti si ricompone a metà degli anni 70, quando ritornano le giunte di sinistra con un sindaco comunista, Vittorio Veneto. È proprio per questo, adesso però andiamo invece in destra Piave, perché andiamo a Preganziol, perché Preganziol è un altro laboratorio dove diciamo così i comunisti, cioè la sinistra, ha lavorato, ha operato più di qualche volta, in diversi casi addirittura diciamo quasi in accordo con la democrazia cristiana. Vediamo il contributo 04, è il 12 novembre dell'87 e si parla proprio di un governo con la DC. Per i comunisti l'unico sbocco possibile per la soluzione della crisi al comune di Preganziol è una giunta di programma composta dal più ampio schieramento politico, secondo la proposta fatta a suo tempo dalla Democrazia Cristiana e che all'interno dello scudo crociato ha provocato violente polemiche. Ma i comunisti, secondo quanto hanno detto oggi in una conferenza stampa, consideravano questa apertura dei democristiani un elemento di forte novità che potrebbe dare un governo cittadino fino al termine della legislatura. Sulla base di questa proposta i comunisti avevano avviato delle trattative, poi lo scontro interno democristiano, quindi il ripensamento. I comunisti giudicano questa posizione coraggiosa, ma bisogna andare fino in fondo. Il venir meno da parte della DC farebbe risaltare, dicono, le responsabilità del gruppo che fa capo al segretario cittadino Gazzotti, che finora, accusa il PC, ha lavorato solo per lo sfascio senza proposte credibili. Ma avrebbero le loro responsabilità anche i democristiani, che hanno analizzato la situazione e che sarebbero disponibili ad andare in giunta con i comunisti e con tutti gli altri se non portano fino in fondo le conseguenze della loro analisi. Sentiamo Alfredo Condò, assessore comunista dell'attuale giunta. Noi riteniamo tuttora che questa sia l'unica possibilità di dare uno sbocco positivo a questa crisi e siamo in attesa di una decisione definitiva della Democrazia Cristiana, che non può tardare, perché a questo punto non riteniamo che non ci siano più margini per ambiguità e incertezze. Abbiamo valutato questa posizione come coraggiosa e crediamo però che una posizione di questo tipo presupponesse la volontà poi di andare fino in fondo, e comunque questa esigenza si pone oggi più che mai. Il prossimo Consiglio Comunale, secondo il Partito Comunista, deve essere decisivo per dare una maggioranza a Preganziol. Insomma, compromesso storico? Sì, questa è una coda di ciò che si aprì dopo il 1975. Preganziol è molto influenzato da ciò che accade a Mogliano. A Mogliano c'era una democrazia cristiana fortemente di sinistra con Bepi Marton, e lì ci furono accordi, poi si ruppero per fatti, perché a livello regionale e provinciale i Dorotei si misero di mezzo,
ma il rapporto tra il PCI e una parte della Democrazia Cristiana, soprattutto quella di sinistra, ha basi antiche. Già da fine anni 50, almeno mi hanno raccontato i vecchi compagni, e poi negli anni 60. Quindi non c'era questa non c'era questa, perché poi la Democrazia Cristiana era un grande contenitore, era un insieme di partiti che aveva sempre un baricentro centrale, ma in realtà molte componenti della Democrazia Cristiana erano di sinistra, erano legati magari al sindacato, alla CISL. La CISL in provincia di Treviso con Bracchi, Bentivogli eccetera aveva una posizione estremamente avanzata, qualche volta persino più avanzata della CGIL, insomma. Io mi ricordo insomma il rapporto che c'era con questi dirigenti, e questo influiva anche in una parte consistente della democrazia cristiana. Una domanda, poi ci fermiamo perché c'è la pubblicità e dopo proseguiamo. Ma allora, l'ADC era un contenitore di partiti, abbiamo detto, no? E lo stiamo vedendo. Il PC era un contenitore di partiti oppure tutti erano direzionati in un'unica direzione, cioè era più, diciamo, più blocco unico? Diciamo così, il partito di Togliatti aveva delle piccole differenze, ma sostanzialmente la forza togliattiana teneva tutto, diciamo così, nello stesso contenitore in modo deciso. Qui la domanda, siamo sulla linea della Lega di oggi, che Salvini tiene tutti sotto? È quella la linea di un partito? La personalità di Togliatti era una personalità internazionale. Togliatti, non possiamo fare l'equilibrio. Togliatti polemizzava con i cinesi, Togliatti era un leader mondiale, era uno dei segretari dell'Internazionale Comunista, insomma. Anche lui poi ha avuto i suoi problemi con Stalin, lo ha messo persino in prigione, ma non Stalin, i suoi burocrati, poi Stalin si è accorto e l'ha fatto liberare subito, no? Ma dico... E invece Berlinguer apre di più? Cominciano le correnti all'interno del PC? Le correnti iniziano, diciamo così, delle forme... diciamolo pure anche correntizie, iniziano dopo la morte di Togliatti in modo esplicito, e sono i due grandi filoni, Segretario e Longo. I due grandi filoni sono a sinistra Ingrao, a destra Amendola, però entrambi avevano quello che io chiamo lo stesso lessico, in fondo, cioè non divergevano negli obiettivi, divergevano sul modo come raggiungerli. Ingrao è più propenso ad avere un rapporto con la sinistra democristiana, Amendola con i socialisti. Non siamo ancora i socialisti di Craxi, però con i socialisti. Quelli di Nenni, di De Martino, eccetera. In quegli anni Nenni e De Martino, insomma, quindi la differenza è, diciamo così, sulla strumentazione, ma poi se andiamo a vedere, Amendola ha una forte impronta operaistica, insomma, non è vero che fosse una sorta di destro come quelli che si vedono oggi, tutt'altro, insomma, era un personaggio, un grande dirigente della lotta di resistenza, anche se lui aveva una formazione familiare di tipo liberale. Suo padre è Giovanni Amendola, l'onorevole Giovanni Amendola, liberale, che poi fu massacrato dai fascisti, insomma. Allora, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Pronti tutti per riprendere questo ragionamento, per capire dal PC al PDS ai DS, e poi naturalmente per capire perché c'è questo travaglio interno all'interno del Partito Democratico, subito dopo la pubblicità.
I comunisti voteranno 5 sì nei referendum sul nucleare e sulla giustizia, ma saranno dei sì diversi da quelli dei promotori della consultazione referendaria. Lo hanno detto Tiziano Cava e Giuliano Rosolin, il primo segretario, il secondo componente della segreteria provinciale del Partito Comunista di Treviso, presentando oggi le loro iniziative per i referendum, dibattiti, convegni, incontri. Un istituto valido, quello referendario, ma non così come è attuato e regolato oggi, ha detto Cava. Venendo ai temi specifici, i sì circa la responsabilità civile del giudice non vogliono arrivare a ledere l'indipendenza della magistratura. A tale scopo il PC proporrà una legge di iniziativa popolare come già ha fatto la Democrazia Cristiana. La giustizia non funziona bene, dicono i comunisti, ma non è colpa dei giudici. Mancano le strutture per farla funzionare e il nodo sta qui. La proposta di legge di iniziativa popolare, tra qualche giorno presso i comuni, e il PC in provincia vorrebbe raccogliere 3.000 firme, afferma che lo Stato deve risarcire il cittadino vittima di un errore giudiziario e che sarà il Consiglio Superiore della Magistratura a valutare la colpa del magistrato, sul quale soltanto allora lo Stato si potrà rivalere. Circa il nucleare, anche qui sia l'abrogazione delle norme che lo regolano, ma i comunisti non sono contro il nucleare in assoluto, ma contro l'attuale nucleare, a favore invece per quello del futuro, come la fusione o i sistemi più sicuri. Dopo Chernobyl, in effetti, dice il PC, nessuno è per questo nucleare. Ringraziamo il nostro regista Alessandro Granziera e Francesca Pezzo che è in regia con lui. Abbiamo visto questo servizio dedicato ai referendum per parlare del Partito Comunista e non solo di politica vera e propria, ma anche di prese di posizione in realtà che poi sono anche attuali, perché si parla ancora di giudici e si parla anche oggi di giudici, si parla di nucleare, guarda caso dopo la guerra in Ucraina è tornato prepotentemente un nuovo nucleare, ma il discorso nucleare, anzi della guerra in Ucraina ne parleremo magari più avanti. Insomma, il Partito Comunista in ogni caso sempre presente nel territorio, sempre presente anche in temi che non sono prettamente solo politici. Beh, rispetto a quel servizio avevamo già delle posizioni più articolate all'interno del Partito Comunista. Ad esempio io non ho condiviso quella posizione che dice no a quel nucleare, ma poi non dice che altro nucleare. Io credo che il nucleare sia estremamente pericoloso e anche oggi non ci sono tecnologie sicure, occorre trovare altre fonti alternative. Non credo che almeno ai dati di conoscenza attuali il nucleare possa essere una soluzione in nessun modo, e anche allora quindi nel PC c'erano delle il dibattito, perché tutti pensano che in fondo nel PC ci fosse tutti monolitici e non ci fosse dibattito. Non erano neanche monolitici già negli anni 50, insomma. È che il Partito Comunista aveva questa capacità di tenere all'interno dei gruppi dirigenti le divisioni, ma io che ho vissuto gli anni 60, dire che ci fosse una sorta di pensiero unico tra le posizioni che so di Berlinguer, di Ingrao, di Amendola è una stupidaggine. Cos'è che non funziona nei partiti di oggi? Troppo cioè voglio dire, nel senso, non fai tempo a fare una discussione che subito finisce sui giornali, sui social, e quindi di conseguenza ognuno corre sempre per conto proprio. Cos'è che non funziona più nei partiti di oggi? I partiti di oggi non hanno nulla a che vedere con i partiti di allora, a parte la Democrazia Cristiana, che era questo grande agglomerato tenuto insieme da un baricentro, che spesso il baricentro era il potere, insomma, e quindi a parte la Democrazia Cristiana, ma il Partito Comunista e in parte, in una certa misura, almeno nella fase fino all'inizio degli anni, a fine anni 50, il Partito Socialista anche, avevano delle differenze interne. Soprattutto il Partito Comunista aveva questa capacità di tenere il dibattito all'interno dei gruppi dirigenti per non creare, diciamo così, confusione tra gli elettori e tra gli iscritti, ma le divisioni c'erano. Però avevano quello che io chiamo la visione comune, magari differenti i modi per arrivarci, ma tutti puntavano a una soluzione che prevedesse sostanzialmente l'avvicinarsi di una
fase di tipo socialista, cioè non tanto per la eliminazione tout court della proprietà privata, ma che almeno il grosso dell'economia fosse diretto dallo Stato e quindi sostanzialmente si andasse verso una economia non di tipo sovietico, ma realmente che si avvicinasse a una visione socialista dove lo Stato, come rappresentante della grande maggioranza dei cittadini, avesse la capacità di dirigere e di governare questi processi. Cioè c'era questa visione. Adesso i partiti non hanno più visione? Vabbè, lasciamo così, non diciamo perché dobbiamo andare avanti, sennò qui il dibattito. Dobbiamo andare avanti perché adesso propongo un servizio dedicato invece ai giovani. Allora, i partiti a quel tempo avevano, cioè formavano, andavano a pescare i giovani, abbiamo sentito. Vedo sempre Bernini. Perché nelle immagini corrono, ma Bernini è importante, ma lo vediamo dopo perché nella tua esperienza c'è anche la vicepresidenza della Regione del Veneto, del Consiglio regionale del Veneto, e questo potrebbe anche diventare un altro capitolo. No, volevo parlare dei giovani perché uno dei problemi che hanno i partiti anche adesso è che in realtà non hanno più giovani all'interno delle formazioni politiche. Voi invece a quel tempo, ma anche la Democrazia Cristiana, ma anche il Partito Socialista, formava dei giovani. Allora vediamo il contributo numero 7, il nostro Alessandro Granziera con Francesca Pezzo in regia, il numero 7 che parla di una nuova segretaria, parliamo dell'87, quindi una donna, quindi anche per certi versi innovativa come idea, per la FIGC. Vediamo il servizio. Carla De Lazzari, 21enne di Casale sul Sile, è il nuovo segretario provinciale della FIGC trevigiana. L'organizzazione giovanile comunista, dopo un periodo di crisi di identità e progettualità, torna dunque sulla scena e lo fa a 2 anni dal congresso di Napoli, quando si azzerò volontariamente per ricominciare. Si è deciso di essere autonomi dal partito per essere veramente un'organizzazione giovanile che sia dalla parte dei giovani che sia con i giovani che li rappresenti pienamente, e si è deciso anche di costituire un'organizzazione con una struttura particolare, una struttura federata. Occhio dunque puntato sui giovani, sul loro modo di porsi nei confronti della politica e dei grandi e piccoli temi che li riguardano. Innanzitutto niente a che fare con i modelli del 68. Secondo Carla De Lazzari i movimenti attuali sono tutt'altra cosa. Si sono espressi come movimenti studenteschi, come movimenti antinuclearisti, pacifisti, e adesso sta avendo anche una certa importanza quel movimento nato soprattutto al sud intorno alle questioni del lavoro. Ecco, io credo che questi movimenti esprimano, al di là di tutti i discorsi che si sono voluti fare anche sulla strumentalizzazione, sulla presenza anche della FIGC stessa all'interno dei movimenti, io credo che esprimano dei bisogni veri e che siano la dimostrazione di come i giovani appunto non siano poi così apatici, così passivi, ma che abbiano coscienza dei loro problemi e che vogliano veramente trovare una risposta, che sono stanchi di rimanere relegati ai margini della società e di contare soltanto quando c'è il momento del voto, soltanto quando possono dare qualcosa a qualche partito. I giovani a Treviso sembrano più apatici che altrove rispetto a certi problemi. Io credo che innanzitutto noi dobbiamo tener conto anche della realtà particolare di Treviso, una città borghese in cui c'è sempre stato un certo livello di benessere, e poi credo che del tutto apatici non si possano definire, perché se pensiamo anche al movimento studentesco e in generale alle mobilitazioni degli studenti eccetera, credo che abbiano dimostrato perlomeno una voglia di cambiare. Con un po' di pudore, forse perché non ancora abituata ai grandi proclami della politica, Carla De Lazzari ha anche lanciato una sfida, che poi è la linea programmatica della FIGC trevigiana: diventare un organismo di massa, costituire un'organizzazione radicata sul territorio, appoggiando i giovani nella scuola e nel mondo del lavoro, spingendoli ad un modo di far politica quanto più libero possibile rispetto al cliché classico dei partiti, compreso il PC. Un messaggio proposto a chiare lettere anche ai giovani di tutti gli altri partiti, DC in testa.
Beh, qui si potrebbe fare una puntata solo su questo servizio, perché giovani apatici, i giovani e la politica, la FIGC che dopo l'azzeramento si federa, pensa di fare il partito nel partito, mi pare di aver capito, quindi le prime frizioni dell'87 che poi... qui possiamo fare... Da dove cominciamo? Ma potremmo cominciare innanzitutto dal fatto che soprattutto la seconda metà degli anni '80 c'è una crisi ormai evidente, manifesta in tutti i partiti. Ecco, il terremoto nasce con la morte di Berlinguer o nasce con il delitto Moro? Beh, un po' le cose si legano lì. Delitto Moro, si può pensare quello che si vuole, ma lì ci sono di mezzo, non tanto che l'abbiano ucciso loro, ma ci sono di mezzo gli americani, nel senso che gli americani non vogliono che ci sia quello che viene chiamato il compromesso storico, l'incontro tra le due grandi forze popolari in Italia, e quindi credo che ci siano stati miliardi di depistaggi per far sì che alla fine Moro facesse la fine che ha fatto. Con Berlinguer era già aperto uno scontro tra due posizioni, tra chi come Berlinguer pensa a una linea che non ha più nulla a che vedere con l'Unione Sovietica, ma è una linea di impegno socialista per l'Italia e per l'Europa, è lui che lancia l'eurocomunismo. E invece chi pensa ad altre soluzioni. Berlinguer, quando morì a Padova, un mese prima aveva fatto la sua ultima direzione e dopo tutte le frizioni che c'erano state concluse dicendo: va bene, ho capito, la mia segreteria è a disposizione, non possiamo aprire la crisi oggi perché siamo in campagna elettorale, era la campagna elettorale delle europee. Quando è finita la campagna elettorale ritorniamo qui, discutiamo, e comunque sappiate che le mie dimissioni, se non passano una certa linea, sono disponibili. Quindi c'era già lo scontro. Poi muore in quel modo Berlinguer a Padova, c'è stata la santificazione ovviamente per questo grande personaggio della sinistra europea, nessuno più ci ha messo il coperchio sopra quella storia e quella direzione e quello scontro che c'era stato, ma però le anime si ripresentarono. Ecco, io volevo arrivare a questo perché molti pensano che diciamo anche il PC sia, fra virgolette, crollato, chiamiamolo così, sull'onda di Tangentopoli, perché poi i partiti, allora nella storia si dice la DC, il PSI, tutti i partiti sono stati spazzati via da Tangentopoli. In realtà, se noi andiamo a vedere la storia, ma anche la nostra storia locale, c'era un travaglio ben prima di Tangentopoli, perché adesso noi, giusto per parlare del travaglio, nel passaggio dal PC al PDS, ai DS, voglio farvi vedere un servizio che è del 91, quindi ben prima di Tangentopoli, ed è Alessandro, il contributo 10 con Francesca, il contributo 10 sono le divisioni politiche del PC verso il PDS e ci sei anche tu, vediamolo. Il Partito Comunista della provincia va verso il PDS attraversato da minacciosi venti di divisione interna. La 3 giorni, terminata ieri al Palazzo dei 300, inevitabilmente condizionata dalle riflessioni sulla guerra in corso, si è infatti conclusa all'insegna di una forte insoddisfazione nelle mozioni 2 e 3. È stato un congresso stanco, trascinato, noioso, il dibattito è stato povero, trovo. Del resto, dopo un anno che ci si trascina a parlare di questo
queste questioni credo che fosse anche abbastanza inevitabile. Sarà la stessa Gloria Brotto l'unica delegata trevigiana della seconda mozione al Congresso Nazionale di Rimini, dove non ci sarà nessun cossuttiano della nostra provincia. 4 invece i rappresentanti della mozione Occhetto, Varnier, De Bianchi, Costantini e Della Valle. I numeri comunque, con quasi il 66% alla maggioranza, erano noti sin dalla vigilia. Meno prevedibili invece le divergenze che hanno raggiunto il loro apice quando alla fine i lavori sono stati chiusi dal segretario Varnier senza ammettere la discussione di 2 ordini del giorno che proponevano iniziative di sostegno all'obiezione di coscienza. C'è stata una polemica, credo che potrà avere anche qualche strascico. Stasera c'è una riunione per discutere di questo. A mio giudizio l'ordine del giorno era improponibile per regolamento. Non si possono porre delle questioni, soprattutto quando assumono anche il carattere di una possibile divisione, che vanno al di fuori di quelli che sono i temi congressuali. Ben diversa la valutazione della minoranza del nascituro PDS. Il giudizio dei sostenitori della mozione Bassolino rispetto alla mancata discussione finale esprime amarezza e preoccupazione per la democrazia nel partito. Si trattava di ordini del giorno che chiedevano che il partito scendesse al di là delle dichiarazioni di principio direttamente in campo con iniziative concrete a favore dell'obiezione di coscienza e a favore di quanti intendono opporsi a questa inutile guerra. Ed erano ordini del giorno che avrebbero potuto aggregare, ed avevano aggregato già al momento della firma compagni delle mozioni 1, della mozione 2 e della mozione 3. Perciò è stato, ritengo, un atto arrogante, un atto autoritario dei massimi dirigenti della mozione 1 impedirne la discussione e il voto, anche in contrasto con la decisione della Commissione Politiche. Giusto per capire, stiamo parlando della guerra del Golfo, la prima guerra del Golfo nel 91, quindi si parlava, adesso siamo con la guerra in Ucraina, e qui si parla del PC che va verso il PDS, mentre qui abbiamo un PD che, siamo sull'anno zero, più o meno sullo stesso stile. Siccome siamo agli ultimi 5 minuti, volevo proprio vedere questo. Guardando queste immagini qua, il travaglio era all'orizzonte e lo scioglimento del PC è la dimostrazione pratica che si scioglie per una questione politica, non per, fra virgolette, tangenti come qualcun altro. Sì, dalle tangenti è anche stato toccato in modo marginale però il Partito Comunista. No, però nell'immaginario collettivo sparisce il PC, sparisce la DC, spariscono tutti i partiti perché c'è stata Tangentopoli. Qui non è vero, qui voi avete fatto un passaggio politico. Il PC nasce con la rivoluzione d'ottobre, nasce nel 21, ma è quella l'onda che fa nascere il Partito Comunista. Muore con la fine dell'Unione Sovietica. C'è stato un incontro poco prima della Bolognina, poco prima che Occhetto annunciasse il superamento tra Gorbaciov e Occhetto, dove Gorbaciov gli disse: guarda che qui sta saltando tutto quanto, cercate di porvi in una posizione che rimedi alla catastrofe. Quindi non è... il PC è parte di un movimento internazionale, è nato in un determinato contesto, quindi è ovvio che finisce così. Voglio dire anche un'altra cosa, la ragazza della FIGC parla di un periodo dove c'è già la crisi in atto, ma la FIGC era autonoma dal partito già negli anni 60. Io sono stato con Occhetto e Petruccioli, io sono stato in direzione nazionale della federazione giovanile, eravamo in 20-22, c'erano almeno 15 o 16 trotskisti all'interno della direzione, quindi eravamo, Occhetto si può dire tutto quello che si vuole, ma che fosse un ortodosso proprio, no? Insomma, quindi queste sono anche invenzioni, diciamo così, che vengono fuori a fine anni 80 in un momento di crisi. Era inevitabile perché era cambiato il contesto internazionale, però lì ci sono anche lì 2 linee. Occhetto, io vengo dalla FIGC e sono un occhettiano e vado fuori dal PDS pur avendo contribuito a fondarlo e pur essendo entrato nell'organismo nazionale un mese, 2 dopo che c'era stata la svolta, perché già
salta tutto a Rimini quando non eleggono Occhetto, e quindi questa componente napolitano D'Alema, che quelli che praticamente, forse anche sbagliando i calcoli, lo fanno saltare dal segretario, dà già il segno di una crisi interna, una crisi profonda, insomma. Scusa, perché purtroppo il tempo sta finendo, ma abbiamo dato due nomi, D'Alema e Napolitano. Adesso si parla di nuovo di un rientro di D'Alema all'interno del Partito Democratico, di questo nuovo Partito Democratico, comunque di questa nuova sinistra, questo nuovo centro-sinistra, questa cosa che forse non si chiama neanche più Partito Democratico. Che visione? Cioè, vedendo questo passato, che futuro può avere e che futuro deve avere la sinistra in Italia? Perché ci vuole un controbilanciamento alla destra. Guarda, il problema è questo, diciamocelo con chiarezza. Ci sono dei partiti di sinistra anche interessanti che provano da 30 anni di costruire qualcosa, non sono riusciti ad andare oltre l'1, il 2, il 3%. Questa è la situazione. Occorre avere, io guardo con molta perplessità il processo aperto nel Partito Democratico, però c'è solo quello e credo che in qualche modo occorre sperare che avvenga un processo che fa prevalere una posizione di novità. E badate bene, non è la questione che dicono alcuni della unione a freddo tra cattolici, perché io preferisco, rispetto a certi che vengono dal Partito Comunista, preferisco Rosy Bindi e altri, insomma non è l'insieme la sintesi politica che non è stata fatta tra due grandi visioni. In Italia ci sono state due grandi visioni, quella della Democrazia Cristiana col suo centrismo e con le sue sfumature nelle ali, e quella del Partito Comunista. E se la parte sinistra della Democrazia Cristiana e quello che è diventato poi il PDS all'inizio e poi finito nel Partito Democratico, non ha trovato una sintesi. Qualcosa ha tentato Prodi di fare, ma anche Prodi poi l'hanno fatto fuori gli stessi. Insomma, perché salta Prodi? Salta perché in realtà ha le mine all'interno dell'Ulivo praticamente, quindi non si è riusciti a realizzare questa sintesi tra due grandi culture. E si continuerà a rimanere fermi là? Chi lo sa, adesso vediamo cosa succede. Secondo me sono partiti male, perché bisognava partire prima dai contenuti del programma e poi in base a quello si vedeva chi aveva le caratteristiche per fare il segretario. Lì ci sono anche personaggi interessanti, perché per carità Bonaccini, ma però Bonaccini io lo sento sempre parlare di quanto sono bravi in Emilia, ma in Emilia erano bravi anche molto prima anzi erano ancora più bravi in Emilia un tempo rispetto ad oggi, quindi l'esperienza emiliana non è in qualche modo traducibile nella scena complessiva dell'Italia. Cooperlo mi pare uno molto intelligente, però con poco carattere, forse il più intelligente, il più con visione politica all'interno di... La Ellis Lane è una novità, forse è un elemento di rottura, però dico, rappresenta qualcosa che in qualche modo esce dallo schema. Cosa succederà? Non lo so. Probabilmente può essere anche che ci sia poi una ricomposizione adesso, perché poi vedo che dai dibattiti che fa non è che si attaccano più di tanto, quindi vediamo cosa salta fuori. Sono tutti molto più democristiani. Sono un po' democristiani, sì. Ho sentito anche il dibattito dalla Annunziata, ma insomma erano quasi d'accordo su quasi tutto, insomma, quindi non c'è una grande... Possiamo dire in una battuta che purtroppo la politica
politica sia come un po' appiattita in genere, ovunque. Ma se è appiattita perché non ha più rapporto con la gente, con la realtà. È vero che la struttura industriale è cambiata, ma gli operai non sono mica meno di una volta, invece di essere 5.000 alla Zanussi sono 50 qua, 50 là, 200 da un'altra parte, ma dico la presenza del mondo del lavoro è importante, la presenza del mondo, diciamo così, degli insegnanti, delle categorie intermedie è importante. Il Partito Comunista non aveva mica solo operai e contadini, aveva anche ceto medi, piccoli commercianti, artigiani, quanti ce n'erano, erano delle galassie. Quindi, facendo sintesi, il PD deve tornare a parlare con la gente? E se non torna a parlare con la gente, continueranno a parlare tra di loro, insomma, auguri. Grazie, ecco, con questa battuta io direi che possiamo chiudere questa prima parte. Grazie a Giuliano Varnier, tornerai sicuramente perché abbiamo lasciato metà caricatore, c'è tutta quella parte dell'esperienza in Regione Veneto che vedremo un'altra volta. Però grazie a te e grazie alla rete. Grazie, pubblicità, seconda parte, Umberto Zane. Straordinario ritrovamento ad Eraclea, nel Veneziano. Nascoste a 1 metro di profondità, come dicevamo nei titoli, quasi 2300 bombe risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Entriamo nei dettagli di questa vicenda, di questo ritrovamento, nel servizio del collega Umberto Zani. Gli abitanti della zona PEP di Ponte Crepaldo possono ora tornare a dormire sonni tranquilli. La vera e propria Santa Barbara, scoperta nei giorni scorsi durante i lavori di sistemazione dell'area verde, dovrebbe infatti essere venuta interamente alla luce, mentre le munizioni che essa conteneva sono state già tutte fatte brillare dagli artificieri di Mestre sulla spiaggia di Eraclea. Un censimento ancora ufficioso parla di 2252 bombe a mano e di alcuni proiettili di artiglieria di fabbricazione tedesca risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, nascosti a circa 1 metro di profondità. Tutto era cominciato verso la metà della scorsa settimana. Allora, come avete trovato queste bombe? Niente, se finito scavare di là e c'è di tracciare, mettere le quote là per buttare la ghiaia. Abbiamo trovato dei ruggini sulla fiancata là e poi abbiamo trovato un deposito là dei sassi là, una bomba così da grande e grossa, e poi abbiamo guardato là che c'era dei ruggini e abbiamo visto delle bombe là. Difficile stabilire la provenienza degli ordigni. Le bombe potrebbero essere state nascoste dai soldati tedeschi negli ultimi mesi dell'ultimo conflitto, prima della ritirata, per evitare che esse cadessero nelle mani del nemico. Un'ipotesi avallata anche da Guido De Pieri, la cui famiglia è stata per anni proprietaria del fondo. Lei per anni è stato il proprietario di questo fondo, si immaginava che ci fosse un vero e proprio arsenale qua? No, mai, pensavo mai in giro qua. Non aveva mai trovato niente, ma riarando i campi? No, qualche... una, arando... Ma per dietro, ma non proprio profondo. Qualche bomba quindi c'era? Qualche bomba c'era una volta. Ma qua c'erano i tedeschi nella Seconda Guerra Mondiale? Sì, anche seconda sì. C'era prima, un distaccamento qua vicino? Sì, il distaccamento. Qua c'era proprio il comando. Ah, il comando era comando. Scoperte come questa, anche se di dimensione ovviamente più modesta, sono comunque abbastanza frequenti nell'intera zona di Eraclea. Sempre in questi giorni, nell'azienda agricola Valle Ossi, sono stati rinvenuti alcuni proiettili di artiglieria inesplosi risalenti alla Prima Guerra Mondiale. Scoperte che spesso oltretutto non fanno certo piacere ai proprietari dei fondi interessati. Qualche tempo fa, ad esempio, c'è stato anche chi, dopo aver dissepolto una bomba di 80 kg, ha pensato bene di disfarsene depositandola dentro un cassonetto della spazzatura. Umberto Zane nel 1990, Umberto Zane nel 2023. Benvenuto. Premetto subito che visto che si parla di cose antiche ho cercato di invecchiarmi, quindi mi sono pitturato i capelli di bianco, mi sono messo sopra... Ma senti, ma quel giubbotto lì verde? Il giubbotto verde ce l'ho ancora, peccato non averlo portato, non so se mi stia ancora perché... No, anche perché poi sarebbe contrastato con lo... Ah, saremmo andati benissimo. Col chroma key. Quindi anche un po' di pancia e finta. E volevo portare gli occhiali, quelli proprio da vecchio, sai che hai anche la catenella, però ho detto no, anche perché non li uso
proprio, quindi è un problema. Allora, Umberto Zane, per chi, diciamo così, per le giovani generazioni, oltre che essere stato redattore ad Antena 3, chi è e chi sarà? Per le giovani generazioni, a memoria futura, sono un giornalista che ha cominciato a lavorare, a fare il giornalista molto giovane, con quelle che a quei tempi si chiamavano radio libere, quindi alla fine degli anni 70. Dove? A Mestre, con Radio Mestre Centrale, con alcuni colleghi che poi ho ritrovato anche qua ad Antena 3, e anche a Nova Radio, perché c'era anche Davide Camera, che avete visto prima, che lavorava lì, quando anch'io collaboravo per un certo periodo con loro. E che poi ha continuato a fare il giornalista dopo essersi laureato, rinunciando a un posto da dirigente in banca per fare il redattore semplice ad Antena 3 praticamente, e con cui ho cominciato a lavorare il 7 gennaio del 1988, prima a Venezia e poi qua a Treviso sotto la direzione del grande Tino Giacomin, di cui magari poi parleremo anche un po'. E chi ti ha portato dentro? Perché di solito questo era passaparola, non c'erano concorsi, non ci praticano. È stata una cosa strana perché a Radio Mestre Centrale il mio caporedattore era Fabrizio Stelluto, che poi ha lavorato anche qua, però in quel momento lui lavorava in un'altra televisione e mi aveva chiamato se volevo tornare a fare il giornalista. In quei mesi ero stato assunto dalla banca e dovevo partire per un corso. Gli ho detto però un paio di mesi le faccio così, perché... E sono andato a lavorare per la televisione in cui appunto era direttore lui, e dopo un mese un giornalista di Antena 3 della redazione di Venezia, il caporedattore Nick Pinto, mi aveva visto e mi ha chiesto appunto invece di venire ad Antena 3. Quindi mi sono trovato al 1° di gennaio del 1988 ad avere in teoria un posto nella televisione con Fabrizio Stelluto, un posto disponibile qua ad Antena 3 e un posto in banca molto più sicuro e molto più remunerato, devo dire. E quindi scegliere è stato un po' duro in quel momento. Quanti anni avevi? E ne avevo 28 in quel momento. E lì hai scelto con il cuore? E io ho scelto con il cuore di fare, diciamo, la strada più difficile e ho fatto il giornalista. Una scelta che poi è stata, alla fine è stata in qualche maniera ripagata, perché ho lavorato qua fino al 90, poi sono andato a lavorare in una radio che in quel momento non era più libera ma era privata, che si chiamavano radio private, che era Radio Alfa Treviso, possiamo dire il nome? Sì, certo, abbiamo anche l'immagine che stasera non le abbiamo preparate. E sono rimasto lì fino a quando è stata chiusa nel 96, poi ho avuto una piccola agenzia di stampa e poi sono entrato all'ufficio stampa del Comune di Venezia, in cui sono tuttora, quindi ho fatto 23 anni da giornalista fuori del Comune di Venezia e 23 anni come ufficio stampa del Comune di Venezia. All'interno di questi 23 anni ho fatto anche varie cose, tra cui lo scrittore, perché scrivo libri di storia locale nonché di sport. Ho fatto dei documentari anche molto carini, sempre non solo storici ma anche di altre cose, perché mi piace molto l'immagine, mi piace molto, e devo dire che in questi anni, quindi sono 46 anni praticamente alla fine che lavoro come giornalista, ho avuto la fortuna di fare tutte le esperienze, perché ho lavorato in radio, in televisione, ho collaborato con vari quotidiani, sia locali che anche nazionali, anche con settimanali, con mensili, ho fatto agenzie di stampa. Quindi anche il web? Sto facendo il web adesso perché mi devo confrontare giornalmente con questi nuovi strumenti, con i social, eccetera, eccetera. Senti, riguardando queste immagini di questo servizio, quando l'hai visto... Perché dobbiamo dire che noi non facciamo mai vedere i servizi prima, no? Quindi che emozione hai provato? Ma guarda, più che altro mi sono un po' rivisto le mie inquietudini, che erano quelle intanto di leggere bene il servizio, perché facevo spesso molti errori e magari prendevo anche parole dei montagisti perché il tempo era sempre molto ristretto. Un'altra era quella di tenere comunque entro un dato time il servizio, quindi cercavo sempre che fossero servizi, mi dicevano 2 minuti, li facevo più o meno di 2 minuti. Un po' come il vecchio presidente della regione Veneto, Bernini,
che quando lo intervistavi ti chiedeva quanto tempo ho, perché lui non voleva essere tagliato nell'intervista. 45 secondi, lui non si sa come, ma lui calcolava la sua dichiarazione in 45 Quello secondi. che fanno adesso i politici in genere, hanno imparato molto tempo dopo, però insomma ce ne sono, ormai ci sono ma comuni lui era proprio un maestro su queste cose qua. Io purtroppo avevo il tempo, poi calcolavo in base alle righe quanto riuscivo a leggere. 3 righe erano 10 secondi, più o meno, infatti qua andavo via veloce evidentemente, e avevo una voce tutto sommato molto, molto, molto flebile rispetto a quella di adesso. Però è anche giovane. Da giovane sì. Comunque il giubbotto ce l'ho ancora, ogni tanto l'ho anche ancora. Ma lo tieni come a Marcord. Allora, visto che siamo diciamo in corsa, ti propongo un servizio che in realtà l'ha fatto Davide Camera, però l'intervista è tua ed è del 17 dicembre dell'88, quindi sei dentro l'antenna più o meno da un anno circa. E da pochi mesi a Treviso, perché sono stato i primi 9 mesi a Venezia, poi c'era un po' di divergenze, di opinioni, anche di cose con il caporedattore. Con Nick. Nick ha un suo carattere. Sì, mi ha insegnato molte cose, perché anche per fare la cronaca, magari ti racconterò poi di una cosa che mi ha insegnato lui. E poi ti racconterò invece come la cronaca me l'ha insegnata Tino. Allora adesso intanto facciamo così, andiamo a vedere il contributo 17 che parla appunto di un'intervista tua su un servizio di Davide Camera. Al 24 vigilia del Natale, contenti perché mi hanno dato una lettera e poi mi preparai a aggiustare i vestimenti. Dopo mezzogiorno distribuzione del pane, 2 razioni di pane. Sobrio, sgrammaticato, essenziale, soprattutto vero. Questo è il diario di guerra di Giuseppe Giuriati, granatiere, edito per la prima volta nel 1935. Racconta le traversie di un soldato nella Prima Guerra Mondiale. Si deve a Giovanni Comisso il ritrovamento e la pubblicazione di questo diario. Oggi la provincia di Treviso lo ripubblica nella collana Scritture Trevigiane. Questo libro perché abbiamo pensato, come seconda edizione della serie Scritture Trevigiane, di mettere in luce, intanto nell'anno del 70° anniversario della guerra del 15 e 18, un documento che riguarda questa guerra. E in secondo luogo perché riteniamo che la scoperta che Comisso fece molti anni fa, dando proprio alle stampe o comunque patrocinando la stampa di questo libro Diario di guerra, vada ripresa anche per il valore culturale e letterario che ha questa opera. La ripubblicazione del diario di guerra comprende anche uno scritto di Nico Naldini che ci racconta la città di Treviso, la sua gente, fra le 2 guerre. Naldini dice che il diario, a suo modo, è un libro assolutamente eccezionale. Sentiamo il perché. Nel mondo letterario si cerca sempre il prodotto popolare, autentico, l'invenzione popolare. Cioè uno scritto oppure una musica oppure qualsiasi forma d'arte che provenga dal popolo. Ecco, ed è difficilissimo trovarlo. Invece questo è un caso autentico. È proprio un giovane contadino di Santabona che ha scritto il diario della guerra e il diario della prigionia con un'efficacia poetica straordinaria. Bisogna dire che eri già in sintonia, visto che tu scrivi libri di storia locale, questo è un libro... No, mi ha colpito perché ho scritto un libro riguardante un diario della Prima Guerra Mondiale ritrovato dal figlio, abbastanza simile, quindi corsi di corsi storici. Libro. No, ma la cosa che mi incuriosiva è il fatto appunto che nell'88 l'intervista avevi fatto tu, il servizio l'ha fatto Davide Camera, forse perché stavi ancora ingranando l'entrata in redazione a Treviso? Non lo so, a volte magari succedeva che non avevi neanche il tempo, perché ti ricordi anche tu, non è che facevamo un unico servizio, ne facciamo anche 3 o 4. Io quando ho fatto la richiesta all'ordine dei giornalisti mi hanno detto porta un po' di materiale e io mi ero una volta si scriveva in questo foglio che già aveva le battute, foglio verde se ti ricordi, in cui si scriveva. Sì, poi c'era quello giallo e poi si teneva sotto, si metteva la velina, la carta calcante e la velina sotto. Quindi avevo veline, ne avevo circa 1000. Un pacco. Quindi tu sei uno che si è tenuto tutte le veline? Io devo avere ancora da qualche parte, perché quando poi mi avevano l'ordine me le ha date indietro e c'è un pacco così, ma proprio di veline, non già il foglio che è un po' più grosso. Quindi avete capito che Umberto
è una persona molto precisa, puntuale, perché io non sarei mai riuscito a mantenere tutto. Ma guarda quel che io qualche servizio me lo sono anche tenuto di quei tempi. Ai tempi avevo già, prevedendo, avevo fatto fare un video VHS, ai tempi era... e in cui ci sono appunto alcuni dei servizi che avevo fatto io, quelli che mi piacevano di più, quelli magari, o anche certe interviste. Poteva succedere che tu facevi l'intervista, poi andavi da un'altra parte, intanto qualcuno faceva per te anche un'altra cosa. Una cosa importante è che tu hai fatto qualunque cosa, nel senso che non eri specializzato, nel senso che ti facevano fare qualunque cosa. Tanto è vero che adesso, e sono 50 secondi, quindi è una cosa veloce, ci vediamo il contributo 18 che parla di tutt'altra cosa, pur rimanendo nell'ambito della cultura. Vediamolo insieme. Traffico un po' diverso dal solito ieri pomeriggio per le vie del centro di Treviso. Sono infatti sfilate lungo la città una ventina di auto d'epoca che hanno consentito di ripercorrere la storia di un mezzo che è entrato di prepotenza nella nostra vita. È stato questo uno dei momenti più significativi della 18ª edizione della Festa dell'Uva, promossa dalla Proloco Ricreativa di Sant'Angelo e dall'Unione Provinciale Agricoltori. 4 giorni caratterizzati da un'atmosfera da vera sagra paesana che si chiudono questa sera. Nel denso programma di ieri figuravano anche il rally automobilistico delle auto d'epoca e la mostra dei prodotti ortofrutticoli autunnali. Punto. Bisogna anche dire che queste sono le immagini che noi facevamo la domenica e che poi voi elaboravate il lunedì, molte volte non sapendo assolutamente che cosa, perché l'ordine di servizio arrivava il sabato e chi c'era il lunedì non sapeva cosa era successo il sabato. Io ricordo queste cose qua, per cui era ancora più un salto mortale capire, perché ricordiamo che tutto questo mentre non c'erano i computer, quindi dove prendevi le fonti, da dove andavi a recuperare? Allora, io avevo un metodo, perché ti ho detto, io ho scritto un po' di tutto, il servizio un po' di tutto. Per dire, dalla filosofia teoretica alla fisica quantistica, cioè andavi in un convegno molto specialistico e non sapevi magari niente di quell'argomento. Allora, sia per dovevi magari intervistare le persone, ma dovevi anche scrivere qualcosa. Allora io usavo una tecnica che poi ho affinato nel tempo, e praticamente facevo in modo di far apparire come una cosa già scontata, una cosa che io non sapevo, ma che non sapevano neanche gli altri. Dicevo, come sappiamo? E quindi il povero ascoltatore diceva, come sappiamo? Io non lo so, però si vergognava magari di dire non lo so, già nella sua mente. E io così riuscivo magari a dire 2 cose senza spiegare bene quello che magari era il nocciolo della questione. Insomma, la svincolavi così. Insomma, però una cosa che di questo mi è molto piaciuto all'inizio che ho fatto, traffico un po' insolito a Treviso. Ecco, una cosa che è molto importante secondo me in questi servizi di solito è fare una bella apertura e una bella chiusura. E questo vale per tutto, perché il servizio è come un regalo, no? Tu puoi fare un bellissimo regalo, poi ci metti la carta da giornale, non è la stessa cosa di fare un regalo brutto magari con una bella carta, è la stessa cosa, è lì. Tu per farti leggere o per farti ascoltare devi avere subito un bel inizio. Allora io avevo una tecnica, andavo in bagno, mentre stavo facendo la pipì, mi veniva sempre l'idea di come iniziare. Ma tu pensi? Adesso invece lo faccio quando sono in bici, perché di solito mi muovo in bici per la città, mentre sto tornando magari in redazione, intanto sono in bici, penso all'apertura, perché l'apertura è importante, poi da lì parto. Va bene, allora visto che siamo all'apertura, vediamoci un altro pezzo leggero con il nostro Alessandro che è in regia. Il servizio è il 19 e parla di bersaglieri, guardalo bene. Sono arrivati a Spresiano da tutto il Veneto e dalle regioni vicine. I bersaglieri hanno voluto celebrare nel migliore dei modi il 30° anniversario di fondazione della locale sezione La Marmora, un'occasione di feste che ha comunato anche i comuni di Arcade, Giavara, Nervese e Povegliano, di cui fanno parte appunto i bersaglieri in congedo che danno vita alla La Marmora. Non sono mancati, come tradizione, né l'alzabandiera con la deposizione di una corona d'alloro al monumento ai caduti, né la celebrazione della messa al campo. Dopo i saluti delle personalità civili e militari presenti alla manifestazione, si è arrivati al clou della giornata, la sfilata per le vie di Spresiano. Oltre ai gonfaloni delle varie associazioni intervenute, molto ammirati sono stati i bersaglieri in costume d'epoca, che hanno ricordato in questo modo i tanti anni di attività del corpo.
dalla repressione al brigantaggio nei primi anni dell'Unità d'Italia ai servizi resi nel corso della Prima Guerra Mondiale, combattuta correndo a piedi ed in bicicletta, per arrivare ai giorni nostri, un modo anche questo per rinsaldare i legami che il corpo ha da sempre con la popolazione civile. Anche qui veloce, un servizio mediamente più di tempi più. Si parlava di Bersaglieri. Più veloce così. Adesso a questo punto tu mi chiederai, ma hai fatto radio, televisioni, giornali, cosa ti piace di più? Cosa ti è piaciuto di più? Me lo domandi o non me lo domandi? No, si faccia la domanda. Me la so preparata. Mi sembra di essere un po' marzullo, però vai. No, perché è una domanda che mi ha fatto, sono finito anche in un libro di un amico nostro giornalista che ha scritto un libro in questi giorni riguardanti personaggi di Mestre, fatalità ci sono anch'io, e mi aveva chiesto, secondo te qual è diciamo così, il mezzo di comunicazione più bello, no? E quasi tutti ti rispondono la radio. Credo che anche tu risponderesti la radio, visto che l'hai fatta, no? E invece a me è sempre piaciuto di più la TV, perché l'immagine insieme alla parola dà un senso più compiuto dalla notizia. E se ti ricordi, quando si andava in giro, io magari dicevo, senti, prendi quell'albero lì, perché poi già avevo l'idea di come partire, di far vedere la prima immagine in un dato modo. E quando facevamo, ecco, si stanno facendo i montaggi, qua vedo, qua proprio lì. Questa è la sede ancora di via Pisa, la sede dove c'ero anch'io, infatti. No? E magari dicevo, però parti da queste immagini, poi magari montavano loro che poi dovevo andare a scrivere un altro comunicato, eccetera, un altro servizio. Però quindi l'idea dell'immagine, secondo me, immagine e parola è la cosa più bella che ci sia. Nella radio devi scrivere facile, perché non hai, chi ti ascolta non ha il tempo per rivedere la cosa, cioè devi essere chiaro. Sul giornale devi essere abbastanza spumeggiante, se scrivi in un ufficio stampa devi essere un po' più serio, anche se io di solito preparo i comunicati che già hanno un bel inizio, come sempre, una bella fine, e molto spesso mi prendono il mio comunicato diventa un articolo così com'è, mentre la televisione è un po' tutto, perché anche le immagini ti devono spiegare cosa sta succedendo. Va bene, ascolta, è piacevole sentirti parlare, quindi è una conduzione molto semplice la mia in questa seconda parte con i nostri ospiti di questa puntata della nostra storia. Allora, siccome siamo già arrivati alla fine del primo blocco che ti riguarda, io lancerei la pubblicità, pronti per ripartire con un servizio dedicato all'ecologia, quindi andiamo in temi un po' più pesanti. Subito dopo la pubblicità. Le polemiche dei giorni scorsi sono state dimenticate. Ad Orsago, amministrazione comunale e comitato per il no hanno stretto ieri sera ufficialmente un nuovo patto di amicizia e collaborazione verso un obiettivo che rimane comune, quello di scongiurare non solo il pericolo di arrivo dei bidoni della Jolly Rosso nel territorio comunale, ma anche la costruzione della EcoSalus, la piattaforma ecologica per lo smaltimento dei rifiuti speciali. L'occasione è venuta dal convegno organizzato al Cinema Cristallo, che aveva come tema proprio i problemi relativi alla realizzazione e alla presenza di un impianto di questo tipo nella zona. Nel corso del dibattito si è parlato infatti, grazie anche alla presenza di tecnici ed esperti, di quali siano i requisiti per i siti che ospitino i rifiuti speciali, dell'impatto che ha sull'ambiente lo smaltimento di tali materiali, delle stesse norme di carattere giuridico che devono essere rispettate in questi casi. Una volta di più si è rilevato come il territorio di Orsago non presenti le caratteristiche di sicurezza richieste. Basti pensare alla presenza nel sottosuolo di risorgive e all'alto rischio sismico della zona. Ad Orsago, insomma, la lotta all'EcoSalus è più accesa che mai. Il Comitato per il No annuncia anzi qualche possibile sorpresa proveniente dagli stessi ambienti parlamentari. Entro breve tempo dovrebbero inoltre essere rese note le risultanze dello studio che la commissione tecnico-legale nominata dallo stesso comitato sta compiendo sugli effetti che l'ipotizzata realizzazione dell'impianto di smaltimento comporterebbe. Allora, cominciamo a dare su temi un po' più pesanti. Qui si parla di rifiuti anche pesanti, perché erano quelli della Jolly Rosso. Allora, intanto è il 14 luglio del 90 e c'è già una cosa, si vede che è repertorio, perché le immagini sono tutte invernali, di quelle di Orsago. Però il tema è pesante. Come affrontavi questi temi?
Ma ti ho detto, a parte che l'ambiente in quel periodo cominciava ad essere già molto chiacchierato e molto trattato, e mi ricordo per esempio c'è stato un periodo in cui c'era la costruzione del grande elettrodotto che finiva a Udine. Per Eusebio X. E c'era una famiglia che non voleva, e addirittura c'è stato il blocco, quindi noi praticamente un giorno sì, un giorno no, eravamo lì per capire che cosa stesse succedendo, e quindi erano già argomenti che comunque erano già più, diciamo così, masticati, ecco. Ecco, ma come facevi tu che vivevi a Mestre a vivere questi argomenti che erano di una provincia che non era la tua? Ma sai, poi nel momento in cui tu comunque vivi in una redazione, Mestre e Treviso poi non sono lontanissime. Però come mentalità, dai. Mi è piaciuto, io faccio anche l'allenatore di calcio, dico che sono 90 anni che faccio gli stessi lavori, sono 45 da giornalista e 45 da allenatore di calcio, e mi piace molto di più allenare fuori, Mestre, in provincia di Treviso o da altre parti, piuttosto che stare a casa. E questa cosa, anche tutto sommato nel giornalismo, mi piaceva molto. Ho scoperto, grazie ad Antenna 3, tantissimi bellissimi posti della Marca che non avrei mai conosciuto, tante personaggi che ancora ricordo, alcuni nome, cognome eccetera, alcuni solo magari che però mi sono rimasti nel cuore, e nel momento che sei dentro, dopo bene o male cominci a leggere i giornali, cominci comunque a vedere... Non hai mai pensato di trasferirti a Treviso? No, quello no, ma io sono sempre rimasto dove abito praticamente, a parte il periodo in cui sono stato sposato, che però ero a 20 metri dalla casa, quindi sono sempre rimasto lì. Però insomma si riesce ad essere in un luogo pur abitando da un'altra parte, insomma non è che bisogna assolutamente essere, cioè, uno che deve fare il redattore deve farlo e vivere diciamo il luogo, oppure lo vive nel senso che no, ma solo a dormire. È una cosa anche mentale, se tu sei, tra l'altro era molto stimolante il fatto che per esempio Antenna 3 fosse vista da tutti. Vediamo ancora l'immagine degli studi. Tu alle 7 di mattina alle 7 di sera andavi fuori, andavi in un bar, c'era Antenna 3 acceso, il televisore sul nostro TG, no? E andavi dentro casa di una famiglia, c'era Antenna 3. Io ho detto che era proprio una famiglia praticamente, eravamo delle persone di famiglia. Ti racconto velocemente, se posso, un aneddoto, no? Contino Giacomì, una sera finisce il notiziario, viene fuori che una signora anziana è morta bruciata nel rogo, avevano fatto un rogo all'esterno, una casa di campagna, sai, sì, sull'Aia, non so perché fosse finita dentro, morta praticamente carbonizzata, diciamo. Andiamo lì. Era anche un problema, però non era solo cronaca, perché dicevo Tino era un maestro a scuola, ma anche un maestro di vita e anche un maestro giornalistico. Cercava di far entrare anche nella cronaca, diciamo così, il sentimento, cioè far capire le persone come avevano in qualche maniera reagito a queste situazioni. Arriviamo, casolare di campagna, entriamo in questa grande cucina, sai, sì, una volta, un tavolo centrale, ma nessuno seduto al tavolo, tutte le sedie appoggiate sui muri, con tutte le persone, quindi praticamente un rettangolo praticamente composto da persone. Grande silenzio, qualcuno sentiva che stava pregando, gente che guardava attonita il soffitto, però nessuno ci ha mandato via, ci ha detto cosa state facendo qua, e addirittura anche con il tatto di Tino eccetera ci hanno anche spiegato cosa è successo. Ma perché secondo me? Perché in qualche maniera eravamo anche noi un po' di famiglia, perché loro erano abituati a vedersi e quindi in qualche maniera loro era quasi naturale che fossimo lì, quasi partecipi di questa situazione. Che carino, bell'aneddoto, devo dire, è quella televisione di prossimità, secondo me, che ha fatto fra virgolette la fortuna, comunque è stata la carta vincente delle amministrazioni, sì, delle TV locali, insomma, che poi siamo noi, anche se poi tutto si è evoluto, perché mentre prima... Ma c'era questo legame tra trevigiani ed Antenna 3, era proprio viscerale. Io adesso non lo so perché adesso sono tornato a Mestre,
Ma era proprio una cosa, nessun'altra televisione comunque qua intorno ha avuto questo tipo di legame con gli abitanti, con i suoi spettatori. Ma sai cosa? Perché forse il segreto era quello di raccontare il quotidiano delle persone, cercando di raccontarlo come quando uno che torna a casa e dice: sai cosa è successo oggi? Esatto. E visto che dicevamo cosa è successo oggi, possiamo vederci il contributo numero 21, che invece parla dello stato delle acque, giusto per dire che i problemi di ieri continuano ad essere anche i problemi di oggi. Vediamolo assieme. 9 ottobre del 90. La situazione idrica nella cintura urbana a nord di Treviso si fa sempre più difficile a causa dell'inquinamento. E questo purtroppo è il risultato a cui è giunta un'accurata indagine curata dal WWF di Villorba, raccolta in un preciso e documentatissimo quaderno informativo che è stato presentato questa mattina alla stampa. La ricerca riguarda il territorio di 9 diversi comuni, quelli di Arcade, Giavera, Maserada, Nervesa, Ponzano, Povegliano, Spresiano, Villorba e Volpago, uniti però da uno stesso destino, visto che le loro falde acquifere sono comunicate. Il WWF ha inteso anzitutto disegnare una sorta di mappa del rischio, censendo le attività produttive potenzialmente inquinanti, presenti, come è stato rilevato, in misura sin troppo massiccia in questa zona. E l'acqua di questi comuni com'è? L'acqua di questi comuni abbiamo potuto verificare prima di tutto tutta una serie di dati ci sono stati forniti dalle 9 amministrazioni comunali. Si tratta di qualche migliaio di analisi della qualità delle acque potabili. Abbiamo verificato che un po' tutti hanno avuto dei problemi e che la crescita dell'inquinamento è costante. Secondo noi nel giro di qualche anno i problemi saranno molto gravi e soprattutto che le ricerche sulle origini inquinanti vengono fatte proprio solo durante l'emergenza. Non c'è un monitoraggio che dia la possibilità di controllare e di verificare per tempo cosa sta succedendo in queste falde acquifere. L'indagine compiuta dal WWF di Villorba non si fermerà però qui. L'obiettivo è ora puntato sulle acque di superficie. Presto conosceremo qual è lo stato di salute dei nostri fiumi e torrenti. E lo stato dei fiumi e dei torrenti è stato costantemente monitorato, però diciamo che abbiamo fatto qualche passo in avanti. Adesso guardando... Ma la sensibilità comunque c'è su questi temi, prima magari c'era un po' meno, anche se come ti dicevo cominciavano ad emergere, quindi è già un passo avanti. Poi sulla situazione vera e propria dell'ambiente sappiamo che insomma abbiamo fatto passi piccoli in avanti, forse diciamo. Qualche passettino l'abbiamo fatto, perché io che ho cominciato con le discariche, anzi con le cave che diventavano discariche senza nemmeno avere un minimo di copertura, sì. E lì poi andavano naturalmente in falda, le falde ancora adesso, basta pensare a tutta la zona sud con l'inquinamento con il mercurio, non sono altro che situazioni di questo genere. Però diciamo che forse questi servizi sono serviti a creare sensibilizzazione per la gente. Una cosa volevo chiederti, visto che tu sei di Mestre, ma mai hai avuto nostalgia di tornare a Mestre? Perché a Mestre c'era Porto Marghera, c'erano i grandi scioperi, c'era insomma molto più movimento anche in termini di cronaca rispetto anche a Treviso. Io ricordo soprattutto la sindacale, non c'era giorno che non ci fosse qualcosa. Naturalmente dopo il periodo anche delle BR, perché va ricordato che le BR hanno agito in maniera pesante, insomma avevano una base, insomma sostanzialmente a Mestre. Beh, da noi sì, io l'ho avuto modo anche di toccare con mano la storia delle BR, anche di alcuni dei personaggi, perché sono stato lavorando in quella che era una radio, dicevamo prima, libera. Sì. Sono stato il primo ad annunciare ad esempio l'assassinio di Albanese, era a 100 metri da casa mia. Quindi ho telefonato praticamente in radio, mi hanno messo in diretta, io ho dato l'annuncio dell'omicidio che era accaduto. Un altro, c'era lo stesso assassinio mi sembra fosse Gori, è accaduto non troppo lontano da casa mia, dove abitava tra l'altro Fabrizio Stelluto, che era proprio... che mi ha dato lui la notizia in questo caso. Eravamo praticamente in prima linea su queste cose qua. Diciamo che comunque a me piaceva molto venire qua, perché appunto era anche una sorta di scoperta anche del territorio, di persone, di cose nuove, e quindi mi sono divertito molto a star qua fino ad un certo punto, e
E diciamo, se ho qualche rimpianto è il fatto di non lavorare ancora in televisione, non tanto di lavorare a Mestre. La scelta di aver fatto il passaggio in radio, allora successivo, a Radio Alfa? Lì è stato un passaggio che in qualche maniera poi c'era un altro tipo di assunzione, perché qua c'è tutto un discorso da fare, che in quel momento non eravamo molto tutelati a livello sindacale. Sì, non c'era ancora il contratto nazionale, cioè la televisione locale ci ha messo una vita. Mentre di là perlomeno ti facevano un contratto anche a fini pensionistici, infatti i primi teorici soldi, contributi che dovrei poi ricevere sono proprio del periodo Radio Alfa, insomma. Da Radio Alfa in poi, sì. Insomma. Però è interessante questa tua esperienza, diciamo, iniziale, addirittura con le radio e addirittura con gli anni di piombo, perché gli anni di piombo secondo me stanno scivolando via, poco conosciuti, può darsi che magari perché nelle teche stanno riemergendo, siamo un po' a cavallo perché Antena 3 comincia a fare gli archivi intorno agli anni 80, però c'è qualcosina, io ho qualcosina di interessante, molto interessante e anche di inedito, ma me lo riservo per le prossime puntate. Torniamo invece a noi, perché sempre per raccontare che il ieri è uguale all'oggi o l'oggi è uguale a ieri, vi faccio vedere un servizio dedicato ai biologi, sempre il nostro Umberto Zane, 31 marzo 1990, contributo 22, sentite un po' questo servizio. Siamo stufi di essere considerati degli studiosi sempre chiusi nel loro laboratorio, interessati unicamente a provette e microscopi e non a quanto succede fuori. I biologi si ribellano e nel convegno organizzato questa mattina a Treviso dal loro ordine nazionale rivendicano un ruolo più attivo, ad esempio nella valutazione e nella soluzione dei problemi ambientali, un ruolo che spesso le stesse pubbliche amministrazioni sottovalutano. I vari assessorati, ad esempio, si avvalgono della consulenza di tecnici quali geologi, chimici, ingegneri, ma quasi mai lo ha rilevato nel suo intervento lo stesso assessore provinciale all'ecologia De Biasi di biologi. Le amministrazioni devono, secondo me, capire che c'è un problema di interdisciplinarietà, cioè devono essere coinvolte, appunto come altri relatori hanno esposto, vari tipi di professionalità quando si affronta un problema dell'ambiente, perché l'ambiente riguarda sia gli organismi viventi che ci vivono, sia le caratteristiche chimiche che la natura del suolo e così via. Quindi è corretto affrontare queste tematiche con la collaborazione di tutte le professionalità competenti nei vari settori. Il messaggio lanciato dal convegno di oggi è quindi chiaro. Spetta ora alle pubbliche amministrazioni sfruttare al meglio un patrimonio di conoscenze scientifiche che è stato per troppo tempo colpevolmente ignorato. Allora va detto intanto che quella era la Pantana di Libralato, nelle riprese che avevamo fatto una delle prime volte verso le sorgenti del Sile, non so se si nota anche le mani, perché giusto per dire com'era il Sile un tempo. Facevi l'immagine a nuoto con la telecamera attaccata in testa. E poi da notare appunto questo servizio in cui i biologi a quel tempo dicevano siamo di serie B, guarda come sono cambiate le cose dopo il Covid. Beh, ma se pensi ai cuochi, una volta faceva il cuoco chi non aveva voglia di studiare, fa il cuoco che così ti trovi un lavoro, adesso i cuochi su tutte star televisive prendono milioni di euro. Come cambia il mondo tante volte. Però quanto questo mondo è cambiato, perché è cambiata anche la comunicazione, proprio da uomo di comunicazione, tu che hai visto, hai utilizzato la radio, hai utilizzato la televisione, hai utilizzato la carta stampata, fai ufficio stampa, quindi hai tutti i contatti, lavori sui social. Diciamo che forse sono un po' meno, più disincantati quelli da adesso, cioè comunque cercano di analizzare quello che dici, magari perché hanno anche altre fonti, pensiamo a internet, magari io dico una cosa, ma se è vera, andiamo a vedere subito se è vera questa cosa qua, no? Ma internet è, come dire, autorevole? Io credo di no. Non è autorevole, però ci sono tante cose dentro lì e alcune magari... Comunque ti servono perché ti fai almeno un'opinione, chiaro che poi sia un'opinione sbagliata e lì è un altro discorso. Quindi non dici più come tutti sanno. Come dice Wikipedia. Esatto. Adesso ti faccio un esempio, una volta per esempio, sempre parlando di cronaca, no? Mi ricordo una volta che quello che tu dicevi diventava in qualche maniera legge, no? Allora io una volta Lo che ha detto Antena 3. Sì, allora incidente mortale notturno all'alba di alcuni ragazzi, escono di strada con l'auto, ne muoiono 2 o 3 addirittura, no? E io devo fare il servizio, il giorno la mattina allora faccio il servizio leggendo, anche sentendo cosa dicevano i carabinieri. A un certo punto scrivo
e l'auto, finita la discoteca, stanno tornando a casa, stanno correndo forte per tornare a casa, troppo forte. L'auto sbanda, escono di strada. Sto fatto che ho scritto troppo forte è rimasto nella testa delle persone, dei familiari, degli amici e dei cittadini, dei loro praticamente. Quando il mio collega è andato a fare i funerali, è uscito dall'auto, è stato investito di parole e anche ha rischiato fisicamente di essere preso a botte. E mi ha chiamato subito arrabbiato, ma cosa ti ha scritto? Che qua vuoi coparmi? Ed era appunto l'immaginario collettivo. A proposito di immaginario collettivo e di temi che ricorrono nonostante sia passato il tempo, vediamo un altro tuo servizio dedicato alla sicurezza nei cantieri edili, e visto che il tema è sempre scottante, vedete che non è cambiato molto. 12 ottobre 1990. La sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili, ovvero un problema che è sempre stato e rimane spinoso. Se ne è parlato questa mattina in un incontro di studio promosso dall'ANCE, l'Associazione dei Costruttori Edili della provincia di Treviso. Una novità in effetti c'è ed è rappresentata dalle disposizioni contenute nella legge del 19 marzo 1990, meglio nota come legge antimafia. Questa legge in poche righe introduce un concetto che potrebbe essere molto importante per limitare appunto questi infortuni, l'obbligo di cui le imprese si dovranno fare carico di redigere il piano di sicurezza delle lavorazioni. Forse al pubblico potrà interessare sapere che cosa è questo piano di sicurezza, perché è un termine nuovo, non molto conosciuto. È in sostanza uno studio preliminare del lavoro che deve essere effettuato, mirato a mettere in evidenza quali possono essere i pericoli per ciascuna fase di lavoro e soprattutto tendente a cercare di individuare le misure di sicurezza che poi dopo dovranno essere adottate in quel cantiere. La legge potrà in ogni caso limitare, ma non certo eliminare, gli infortuni nei cantieri edili. Molto resta insomma ancora da fare. È importante, secondo Arcangeli, anche una diversa cultura della sicurezza, che andrebbe insegnata già nelle scuole inferiori. Un'educazione insomma per prevenire i rischi di incidente nel lavoro come nella vita di tutti i giorni. Servizio che andrebbe benissimo anche adesso. Ma sì, io ho iniziato dicendo è un problema all'ordine del giorno e lo era anche prima e ho detto anche lo sarà anche in futuro, probabilmente avrei fatto lo stesso tipo di apertura anche adesso, diciamo così. Quindi... Però rimane sempre l'idea che l'attacco ti aiuta ad accettare meglio, a vivere meglio il servizio, insomma questo è un consiglio anche ai giovani relatori. Sì, tu devi pensare sempre a un bel attacco. E quindi se c'è, comunque poi funziona, riesci a buttare dentro, ma anche un libro, se tu scrivi bene bello il primo capitolo, dopo uno bene o male lo legge, se uno comincia già... Di tutti i generi, cioè bianca, nera, giudiziaria, cultura, spettacolo, qual è il sport, qual è l'argomento che ti prende di più ancora adesso? Ma a me piaceva sempre lo sport e ho sempre trovato nelle redazioni in cui sono andato gente che già lo faceva, che non sono riuscito a fare lo sport. In effetti devo dire che non sono riuscito a trovare un servizio di sport tuo. No. Senti, il tempo scivola via, abbiamo tempo per un altro servizio poi per i saluti, quindi con il nostro Alessandro Granziera e la Francesca che gli dà una mano in regia, vediamo il servizio numero 28 che sono i 40 anni della CISL a Treviso, anzi in Veneto, vediamo. Spostiamoci ora a Venezia per un servizio di carattere sindacale sui 40 anni della CISL. Umberto Zane. A soffiare sulle candeline dei 40 anni di vita della CISL, ieri a Ramada di Mestre, si sono ritrovati davvero in tanti. Volti famosi meno noti, semplici militanti insieme a personaggi di spicco del sindacato, quali gli ex segretari Storti e Carniti o l'attuale segretario generale Marini. Non solo il presente, insomma, ma anche il recente passato. Un'occasione per tutti per ripercorrere una storia che si è contribuito a scrivere, per rivivere tante battaglie combattute fianco a fianco, in un'Italia che è stata teatro di profondi rivolgimenti in campo economico, culturale e sociale. Io credo che
celebrando questi 40 anni di vita dell'organizzazione, si debba sottolineare il coraggio e la lungimiranza di quelli che fondarono in condizioni difficilissime questa nostra CISL. Quello che accade nel mondo dimostra che la scelta occidentale, la scelta dell'industrializzazione, la scelta di un sindacato autonomo era connaturata allo sviluppo della nostra società. Certo è anche una riflessione sui tanti problemi che abbiamo. In Italia il sindacalismo confederale, malgrado le tante critiche, è un sindacalismo forte che sta in piedi, ha molti problemi di orientamento e di linea, di sintesi, e la riflessione deve essere portata anche su questo. Ecco, momenti belli e brutti chiaramente il sindacato li ha vissuti in questi anni. Secondo lei qual è stato il momento più bello e quello più brutto che lei ricorda personalmente, legato alla CISL? Più brutto in Italia credo che sia facile dirlo, i famosi anni di piombo in cui da una parte il sindacato è stato in qualche modo anche vittima e anche obiettivo di quegli anni terribili. E il momento più bello, uno dei momenti più belli, quando anche per merito del sindacato, quel periodo terribile per la nostra democrazia, è stato sconfitto. E io credo che il merito del sindacato, anche in questa materia, non solo del sindacato, sia stato notevole, perché certamente era in prima linea. La scelta di questo servizio per due domande. La prima, qual è stato il momento più bello e più brutto della tua carriera? Non si può dire. No, ci sono stati bei momenti sia a livello di giornalista che a livello per esempio anche di scrittore, perché poi mi piaceva, avevo l'idea di scrivere qualcosa quando è venuto fuori. Ma hai un momento bellissimo che ti porti nel cuore? Mi ricordo tante cose carine, per esempio di interviste, mi dici magari vorrei sapere di chi mi ricordo. Chi è stato appunto la persona più famosa o quella che insomma hai apprezzato maggiormente da intervistare? Tra le famose, Storti era un personaggio molto grosso, oltre a Marini, ma Lama, Storti e Vanni sono proprio i sindacalisti top giusto del che siamo tempo. nell'anno dei 20 anni di Agnelli e della Fiat, per esempio, che facevano le vertenze. Per esempio c'era Andreotti, per esempio sono riuscito a intervistare, però posso dirti l'intervista più vista di Antenna 3 l'ho fatta io, e non era un personaggio famoso, ma un personaggio che era stato accusato dagli stessi figli di aver ucciso la moglie. Io sono stato l'unico in tutti gli anni in cui lui è stato comunque sotto i riflettori a riuscire a intervistarlo. Questa intervista è finita anche a Chi l'ha visto, e qui è stata vista da almeno 5-6 milioni di persone. Chi l'ha visto, si parla di 30 anni fa, era un programma di punta di Rai 3 che andava la domenica sera in prima serata. E quindi insomma c'è stata una bella soddisfazione. È stato bella magari dopo, perché la prima volta che ero andato mi era passato in bici, non l'avevo intervistato ma l'avevo fatto riprendere, ho preso un sacco di parole perché non avevo provato a mettere il microfono, l'ho aspettato fuori dal tribunale, mi sono nascosto con l'operatore, quando lui è arrivato gli ho messo il coso e ho detto la vediamo sempre tranquillo, era proprio la battuta, perché per dargli la battuta so tranquillo perché non ho fatto niente, e lui me l'ha data, e dopo gli ho fatto un altro paio di domande e mi ha risposto lo stesso. È stata l'unica volta che lui ha parlato con la stampa. Si vede quanto entusiasmo c'è ancora con Umberto Zana. Grazie di essere venuto con noi, ci rivedremo presto, perché poi ci sono libri da spiegare, ci sono altre avventure da raccontare, purtroppo il tempo è finito. Aneddoti ne abbiamo io. Ne abbiamo, quindi ci rivedremo. Grazie a tutti voi per l'attenzione, finisce qui questa nuova puntata della nostra storia, arrivederci a mercoledì prossimo.